Momento di grande gioia e di festa quello che è avvenuto ieri a Sant'Angelo Muxaro, dove il primo cittadino, Angelo Tirrito, l'amministrazione comunale con in testa il presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Leto, ha ben accolto i profughi ucraini che riceveranno l'accoglienza e l'assistenza in una struttura messa a disposizione dall'amministrazione comunale. Sono in totale 12 le persone provenienti dalla nazione ucraina in guerra che sono arrivati qui in Sicilia. La delegazione è stata guidata dal professor Biondi nella sua qualità di rappresentante per il settore accoglienza in Sicilia dei profughi ucraini e che sta facendo un lavoro capillare nel nostro territorio in tal senso, in quanto la guerra ancora continua e non cenna a fermarsi. L'iniziativa svolta è fatta anche in collaborazione con la Fondazione Agire Insieme. Quest'oggi abbiamo ospitato i rifugiati ucraini che sono arrivati l'altro ieri a Sant'Angelo Muxaro, un'iniziativa dell'amministrazione comunale supportata interamente dalla cittadinanza che da subito, dal momento dell'invasione russa dell'Ucraina, si è dimostrata davvero vicina a questo popolo invaso e offeso dalle prepotenze di uno Stato prevaricatore. Siamo stati molto contenti oggi di accogliere questi concittadini europei, possiamo così definirli, e dare loro un aiuto, trovare per loro un'accoglienza sicura in una struttura messa a punto in pochissimo tempo, grazie all'aiuto di volontari sant'angelesi, dei dipendenti comunali, del lavoro degli assessori, del vice sindaco, del Leto, e quindi è stata una cosa contro il tempo per poter offrire a questi nostri amici ucraini una struttura nel migliore delle possibilità offerte alla comunità. La comunità si è prontata ad accoglierli, non facendo mancare l'affetto. I nostri bambini sono subito andati a trovare i bambini, li hanno già accolti nei loro gruppi, si sono già messi a giocare, i nostri piccoli ospiti già corrono per le nostre vie del paese, e per noi questo è un motivo di grande orgoglio, perché Sant'Angelo continua a mostrare davvero quello che è sempre il suo volto migliore, ovvero il volto dell'accoglienza, dell'amore e della voglia di pace e di fraternità tra i popoli. Come abbiamo detto oggi, l'Ucraina fa parte geograficamente dell'Europa, ma ancora non della comunità, e ci auspichiamo al più presto che possano diventare davvero nostri fratelli anche nella comunità europea. Voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno collaborato, appunto dai volontari, ai dipendenti comunali, alla giunta, al consiglio comunale, Beniamino Biondi in rappresentanza del governo ucraino, e continuiamo su questa strada a supporto dei nostri fratelli ucraini. Abbiamo accettato con immenso piacere la possibilità di dare una mano d'aiuto a delle persone che hanno avuto bisogno in quest'ultimo periodo. Sant'Angelo Muxaro è stato sempre un paese disponibile e altruista nei riguardi di chi ha avuto sempre bisogno. Nel nostro cuore, oltre all'accoglienza, la prima cosa che mettiamo come cosa più importante è che la guerra finisca subito e che possano tornare felicemente nella loro casa di nuovo. Un momento di grande festa oggi pomeriggio nel piccolo e prezioso comune di Sant'Angelo Muxaro, grazie all'impegno del sindaco Angelo Tirrito e di tutta l'amministrazione comunale per l'accoglienza di 12 ucraini rifugiati dal conflitto bellico. Un'iniziativa che già da alcuni mesi era stata ventilata, offrendo la disponibilità a poterla compiere, ma soltanto in questi giorni è stata resa possibile. 12 persone che sono giunte nel piccolo paese, immediatamente accolte con gioia e fervore da tutta la comunità, sono già state collocate in una bellissima struttura sotto la responsabilità del comune, sono state avviate tutte le procedure necessarie per poter essere inserite all'interno di una vita dignitosa, anche con delle possibilità professionali. Oltre al doveroso ringraziamento a tutta la comunità rappresentata dal primo cittadino, è doveroso anche ringraziare Gabriele Moncada e la Fondazione Agire Insieme, che hanno sostenuto e favorito questa iniziativa e che continueranno a dare supporto per i necessari bisogni di queste persone. Con questo ulteriore
presenza del comune di Sant'Angelo Muxaro si fa sempre più ampia e intensa la rete spontanea dei primi cittadini che hanno aderito alla volontà di poter accogliere ucraini nel loro territorio. La guerra è ancora in corso, i bisogni sono numerosi, ancora tanti ucraini si spostano in Europa, giungendo anche in Sicilia, e quindi è necessario tenere la massima attenzione verso dei fenomeni di solidarietà necessari affinché possano prevalere le ragioni dell'amicizia e della solidarietà fra i popoli piuttosto che le ragioni della guerra e dell'inimicizia che hanno portato soltanto morte e devastazione.